cosa. Però loro hanno parlato degli sprechi. Le province genericamente, secondo lei, spendono bene o sprecano anche? Sicuramente ci sono anche delle spese sbagliate, più che di sprechi parlerei di spese sbagliate, però ecco, bisogna stare attenti, abbiamo la possibilità di spesa delle province, è molto limitata e quando Michele Bortoluzzi prima dice 114 milioni di euro per giunte, presidenti eccetera, in realtà se noi guardiamo nella situazione generale, diceva Seraggiotto prima può dire, il Consiglio regionale del Veneto costa 50 milioni di euro. Che si sommano. Che è il bilancio, aspetta un attimo, che è il bilancio della provincia di Belluno, con la differenza che io con quei soldi, aspetta un attimo, che io con i 50 milioni ci faccio scuole, strade, turismo, agricoltura, servizi sociali. Quei 50 milioni del Consiglio regionale servono solo a mantenere consiglieri, segretari, ma sai cosa costano le 5 grandi istituzioni? Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Montecitorio, la Corte Costituzionale. Ma sai cosa costano? Io non sono disponibile. È un piano sbagliato. Scusate, io non sono disponibile a questo sistema. O mi lasciate parlare e io vi lascio parlare, altrimenti guardate, facciamo a meno andare avanti. Perché così la gente non capisce niente. Si arrabbia contro tutti noi indistintamente perché ci chiama i politici, cosa che a me dà fastidio, perché io lavoro dalla mattina alla sera per il mio territorio. Noi invece andiamo a ballare durante il giorno. Ma non sto dicendo te no, sto dicendo che questo nostro comportamento porta la gente a ragionare così. Allora rimaniamo sulle province. Questo è sbagliato. Allora torniamo sulle province, ti ho detto. Voi dimenticate che c'è un problema reale, che è la funzione di governo di un territorio, perché le cose non vanno avanti per conto loro. Ho una proposta. La regione fammi fare una domanda dopo che mi dà la risposta. Non lo fa. La regione, scusi, no, lei dice la regione non lo fa. L'assessore è sociale. L'assessore è sociale. Ma non ce l'ho neanche io l'assessore sociale, non voglio fare cose. L'assessore all'agricoltura ce l'hai? Sono io che faccio l'agricoltura. No, quale delega hai sull'agricoltura? L'agriturismo, ma non è quello. Bravo, cioè, ma vi rendete conto che c'è una struttura di assessorato per gestire gli agriturismo che si gestiscono da soli molto meglio? Ma no, ma vedi, se ti faccio delle domande precise. Non puoi, ma che fai domande precise? La fai i consorzi, le province, le camere di commercio, le regioni. Andiamo al BIT, andiamo e troviamo. No, vado via, lei è una situazione. Lei ha parlato, lei ha parlato e ho dato la parola al Seraggiotto. Perché questo signore sta continuamente interrompendo. Lei ha parlato, e adesso ho dato la parola al Seraggiotto. Seraggiotto gli vuol dire quello che vuole. No, ma Seraggiotto può dire quello che vuole quando io ho finito. Siccome non mi lascia parlare. Ho dato io la parola al Seraggiotto, lei ha detto, di confronto tra provincia e regione. Mi sembra giusto che risponda al Seraggiotto che sta in regione. Mi perdoni, potrò anche scegliere. Per stemperare il clima, c'è un problema vero sulle deleghe. Allora, è vero che l'agricoltura a Belluno fa gli agriturismo, avere un assessorato. Finisco io adesso. Allora, ti cito il presidente del Medio Campidano che ha fatto un'intervista che c'è sul nostro sito. Non serve, non voto.it. È una provincia della Sardegna dove il presidente ha detto che le sue funzioni importanti sono la valorizzazione dello zafferano, del suino rustico sardo, del melone, ha precisato in umido, e dell'asparago. Questo è quello che vuole fare in futuro il presidente della provincia del Medio Campidano. E tu sai perfettamente che le funzioni delle province, che non sono la rappresentanza del territorio, quella la possono fare. Voto, il Medio Campidano va al voto? Il Medio Campidano purtroppo ha già votato quel presidente lì, quello lì che vedete nel sito. Bortoluzzi, dice, Medio Campidano non sapeva che era una provincia, forse siamo tutti d'accordo che se non la facevano era meglio. E l'Olgiata? Perfetto, allora lei che è bellunese, la provincia di Belluno serve? Allora, sì o no? Le chiedo scusa, sì o no? L'amministrazione provinciale di Belluno non serve, serve un governo del territorio come ha detto Reolon, che io identifico per esempio nella conferenza dei sindaci.